Focolaio del Vicentino, si sono aggravate le condizioni dell'imprenditore 64enne colpito da Covid-19. L'uomo è stato trasferito dalla terapia subintensiva, dove era ricoverato con la maschera per l'ossigeno, alla rianimazione dell'ospedale San Bortolo. Un caso emblematico, quello dell'imprenditore di Sossano, che già il 29 giugno veniva segnalato positivo al tampone. Subito veniva avviata l'indagine epidemiologica da parte degli operatori sanitari per rintracciare le persone con cui l'imprenditore era venuto in contatto. Si risale così al 25 giugno, quando l'uomo avrebbe avuto i primi sintomi con 38 di febbre e malessere generali, inappetenza, ma aveva comunque continuato la sua vita. Il 26-27 giugno attività extralavorative, un funerale, frequentazioni in paese, nella sua azienda e la famosa festa. Solo il 28 l'imprenditore si è recato al pronto soccorso di Noventa Vicentina, dove viene fatto il tampone che risulta positivo. Trasferito a Vicenza viene proposto il ricovero, che però avrebbe rifiutato, e alla fine, dopo diverse telefonate con i sanitari e lo stesso sindaco di Sossano, il 1° luglio viene ricoverato ed ora è in terapia intensiva. Una cinquantina le persone a cui è stato effettuato il tampone, 2 gli imprenditori di Orgiano e Poiana Maggiore messi in isolamento, ma sarebbero una trentina le persone in isolamento domiciliare. La paura del ritorno del Covid fa tremare gli imprenditori, in particolare del Basso Vicentino, e sulla vicenda Focus il consigliere Gio Formaggio, presente alla festa, invita alla calma. Direttore, non ritorniamo indietro di questi passi in avanti che abbiamo